Ho lavorato il 22 febbraio sera a Belluno e poi il 23 si è bloccato tutto. Eravamo già titubanti di fare quella data in teatro, tra l'altro con un musical che doveva partire e doveva fare 14 date nei teatri e quindi sia noi sia la compagnia teatrale che aveva costruito tutto lo spettacolo si è dovuta fermare. Un anno drammatico, il 2020 per il mondo dello spettacolo e per tutte quelle realtà che ruotano attorno ai teatri, ai concerti, alle sagre, all'intrattenimento. Jorg Dissegna si occupa di audio e luci. Come tutte le aziende del suo settore, ha registrato un crollo del fatturato, meno 90%, mentre i ristori non sono bastati neppure per pagare l'affitto. Tra fine 2019 e inizio 2020 ho fatto dei grossi investimenti, come hanno fatto molti miei colleghi, perché è proprio il periodo che si pianifica la stagione almeno fino a giugno-luglio. Incassi a zero e debiti per investimenti da saldare è la dura realtà del mondo dell'intrattenimento. Solo nel Triveneto, tenendo conto delle tre aziende che forniscono tecnici per lo spettacolo, solo una di queste fornisce tecnici per circa 60 milioni di euro alle aziende del Triveneto. E nel Triveneto siamo circa 150 aziende che si occupano di service nel mondo dell'intrattenimento. E attorno ad ogni singolo spettacolo lavorano ristoranti, hotel e negozi con ricadute economiche molto importanti. E il 2021 lei come lo vede? Non meglio del 2020, perché comunque c'è una pre-produzione anche per gli spettacoli e anche perché la gente è un anno che va avanti con insicurezze, quindi prima di rimettere in piedi uno spettacolo passerà un po' di tempo.